individuare le criticità più urgenti a cui trovare soluzioni a breve termine, ma contemporaneamente guardare oltre l'emergenza a modelli diversi capaci di rendere il sistema idrico pronto ad affrontare stagioni scarse di pioggia. Sono le direttive che il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha voluto fornire ai componenti della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica che si è riunita a Palazzo d'Orleans, coordinata dal capo della Protezione Civile Salvo Cocina, presenti all'appuntamento anche l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, i dirigenti generali dell'agricoltura Dario Cartabellotta, del Dipartimento Tecnico Duilio Longi, dell'Autorità di Bacino Leonardo Santoro e i rappresentanti di Sicilia Acque, in collegamento anche i prefetti e i presidenti delle ATI di Enna Caltanissetta e i vertici di Caltacqua e di Acqua Enna. È necessario fissare le priorità che necessitano interventi urgenti, ha affermato il Presidente Schifani, a cominciare dal potenziamento delle reti idriche della città, con riparazioni per evitare perdite inaccettabili, la costruzione di nuove condutture come quella di Agrigento, che abbiamo finanziato con 37 milioni di fondi FSC e i cui lavori partiranno a breve grazie all'anticipazione di 10 milioni di euro del governo regionale. Seguiremo da vicino le procedure per la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, installando 3 moduli mobili entro il mese di giugno del 2025, per i quali abbiamo già trasferito 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell'Acqua. Ma è importante, conclude Schifani, fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Per fare questo i nostri dipartimenti regionali competenti stanno lavorando ai progetti di ripulitura delle traverse laterali che possono portare i maggiori volumi di acqua alle dighe. Entro il mese di dicembre saranno appaltati i lavori, sul rispetto dei tempi vigilerà la cabina di regia.